Sergio Silva, il Follonica batte il Breganze in una serata dove è stato ricordato però anche Simone Pantani a 2 anni dalla sua scomparsa. Sulla partita credo ci sia poco da dire, insomma, quando avete spinto sull'acceleratore avete trovato sempre il gol. Sì, la prima cosa è proprio quella che tu hai detto all'inizio, è un giorno triste perché 2 anni fa ci ha lasciato un nostro fratello, un nostro amico e sicuramente questa vittoria noi la volevamo dedicare a lui in questo giorno comunque triste per noi. Penso che abbiamo fatto una partita come si doveva fare, non siamo partiti molto bene, però poi hai detto forse è giusto, una volta che abbiamo preso un po' le misure, rispettando l'avversario, abbiamo spinto e fatto quello che si doveva fare, siamo arrivati anche al gol, larghi anche, era quello che si pretendeva, penso che siamo stati seri per quasi tutta la partita, quando non lo siamo stati ci siamo un po' incasinati un po' da solo, quando si voleva poi fare una cosa da solo, un gol io da solo, già detto ai ragazzi nello spogliatoio, tanto le occasioni quando si giocava la palla con il compagno arrivavano. Siamo soddisfatti perché sono 3 punti che ci servivano, che li volevamo, la strada è quella giusta, bisogna continuare perché ho sentito prima un'intervista dell'allenatore di Breganza con i giovani di casa, perché anche noi abbiamo i giovani di casa, parlano tanti di loro o quasi tutti questi nostri giovani, a parte Claudio, sono tutta la prima esperienza in A1, quindi voglio ricordare anche questo. Prossimo match a Sarzana, altra sfida importante. Come tutte, complicata in una pista che per tradizione è complicata per tutti, dove quasi tutti non sono abituati a giocare per le dimensioni. Ci prepareremo al meglio, spero di recuperare tutti, perché è da un po' di tempo che torna uno, non ce l'ho due, torna uno, se ne va un altro. Quindi spero di recuperare tutti. Marcus oggi non ho voluto rischiare, anche se sta meglio e penso che può tornare la prossima partita. Fede oggi è stato lui a casa con l'influenza, la settimana scorsa c'era Andrea e Francesco. Spero che possano tornare tutti questa settimana per fare una settimana fatta bene di lavoro, perché vogliamo andare a Sarzana, coscienti delle difficoltà che andremo a trovare, ma vogliamo andare a prendere 3 punti.